Era già stracolmo il Duomo di Cittadella quando le auto con le bare di Erika e Davide sono giunte in parata davanti alla chiesa. Anche una platea allestita al lato del piazzale ha assistito in silenzio guardando le immagini sul maxischermo. Poco lontano i figli della coppia, protetti amorevolmente da amici e parenti mentre osservano tra le lacrime le bare dei genitori che vengono accompagnati davanti all'altare tra i banchi affollati. Numerose le autorità militari e civili e rappresentanti della politica presenti in Duomo. E Don Luca Moretti che inizia il rito funebre ringraziando i presenti. Qui donne e uomini di tutte le età, di tutte le estrazioni, dice, uniti nell'amore, e durante l'omelia racconta i momenti toccanti. Il giorno del loro matrimonio, raccontano i fratelli e le sorelle, dopo l'augurio speciale della piccola Karen, gli amici li hanno legati assieme con una corda da arrampicata. E raccontano anche che Davide si era preoccupato che il nodo fosse eseguito alla perfezione, attento e scrupoloso com'era sempre. E poi hanno aggiunto i fratelli: il loro cammino è stato tutto in salita, tra impegni familiari e lavorativi, ma la fatica non li ha mai spaventati. Anzi, loro dicevano: se si fa fatica ancora meglio, perché ne varrà sicuramente la pena. Alle parole di Don Luca si aggiungono quelle degli amici che hanno letto lettere e pensieri ricordando i momenti più belli passati con Davide ed Erika, le gite in montagna e i ritrovi in negozio a parlare delle loro passioni, e poi dal pulpito il saluto commosso di Luca, il fratello di Davide. Tu, Erika, siete ora ancora più di prima una sola cosa, fatta di amore e di condivisione. Ti saluto, fratello. Che il vento delle montagne continui con le carezze e le parole a parlarmi ancora di te. Forza mamma, forza Ettore, forza Karen. Tutti ricordano Erika e Davide, ogni storia, ogni momento da raccontare di due vite spezzate troppo presto, ma che nessuno dimenticherà mai, unite dalla vita e ora per sempre dal destino.